Vicepresidente Bolzonello, il ruolo della logistica diventa fondamentale, l'abbiamo capito dal Ministro e dalle parole della Presidente. Che ruolo può avere Pordenone in tutto questo? Pordenone ha un ruolo fondamentale, nel senso che ha uno degli interporti più baricentrici in assoluto nel sistema del nord-est. L'abbiamo sentito prima anche dalla presentazione poi di Marina Interiors, che si vede come fornitore di due grandi bacini, Monfalcone da una parte e Marghera dall'altra. L'interporto di Pordenone ha una potenzialità che è enorme, solo se però messa a sistema con gli altri interporti. Questa regione ha la fortuna di avere un sistema portuale molto competitivo, da oggi ancora di più, perché con la firma rispetto al punto franco per la prima volta questo decreto viene approvato dopo decenni di cui si aspettava questa firma, e quindi oggi significa che il punto franco di Trieste diventa un punto franco non solo per quanto riguarda le merci, ma anche per fare industria rispetto alle richieste degli vari imprenditori, e dall'altra parte gli altri interporti. Sicuramente Cervignano, sicuramente Pordenone, Fernetti, insomma una grande capacità, Gorizia, una grande capacità di una regione di offrire a tutto il mondo imprenditoriale l'opportunità di fare impresa e poi di riuscire a portare le merci in maniera più competitiva possibile nel mondo. Lo ricordava il Ministro, bisogna collaborare tra territorio e governo centrale. È questa la specialità del Friuli Venezia Giulia? La specialità del Friuli Venezia Giulia è quella di essere capace di utilizzare la propria autonomia non per rendite di posizioni personali o di gruppi di potere, ma per rendere possibile che quella autonomia che è forte nel nostro statuto sia declinata per rendere competitivo tutto il territorio di questa regione, non singoli pezzi del territorio. Molto importante la logistica, hanno individuato credo lo sviluppo giusto, e questa sarà un'occasione molto importante di lavoro e di ripresa, come già stiamo osservando.